Amiche e amici della città, ben trovati per questa nuova puntata di Le Ciaccole, la nostra rubrica di chiacchiere, curiosità e varie amenità. Oggi in programma però abbiamo un argomento un po' più serio del solito, direi anche un po' preoccupante anche. Parleremo di politica internazionale e geopolitica con un esperto del settore, uno dei principali esperti nostrani del nostro territorio, che è Andrea Gaspardo. Buongiorno Andrea. Salve. Andrea Gaspardo è un analista di geopolitico e militare che collabora con diverse testate anche di interesse internazionale. Ricordo per esempio l'Antidiplomatico, perché è una di quelle che io prediligo, non facendo parte insomma della galassia del mainstream, la ritengo una delle voci più libere e più indipendenti del panorama dell'informazione nazionale. E sembrerà strano forse a qualcuno che un periodico locale parli di geopolitica e tratti questi temi come le guerre in corso e queste cose qui, però forse giova ricordare che la presenza di una infrastruttura militare particolare, che è la base USAF di Aviano, in qualche modo ci proietta anche a noi quasi in prima linea rispetto soprattutto al conflitto che si sta svolgendo ormai da quasi 3 anni alle soglie, ai confini dell'Europa, no? Direi quasi 4 anni in realtà, perché dal 2022 al 26, esatto, 4 anni. Sì. A febbraio del prossimo anno saranno 4 anni pieni dall'inizio dell'invasione in grande stile dell'Ucraina da parte della Russia, anche se i prodromi di questo conflitto, come sappiamo, risalivano a 10 anni prima. Sì. Le prime azioni armate risalgono al 2014, dopo gli eventi di Euromaidan che hanno portato... Direi con il 9 maggio a Mariupol, penso, no? Agli scontri del 9 maggio a Mariupol. Sì, anche quello è stato il seguito, però in realtà i rapporti tra la Repubblica d'Ucraina e la Federazione Russa avevano già iniziato a guastarsi progressivamente dal 2004, dall'epoca della prima cosiddetta rivoluzione arancione, quindi è stato comunque un processo molto lungo che non era destinato necessariamente a finire come è finito, avrebbe potuto evolversi in altre maniere. Effettivamente dal 24 febbraio del 2022 ad oggi, anzi con febbraio 2026 saranno 4 anni, cioè ricordiamo che la seconda guerra mondiale ne è durata 6 e quindi insomma la guerra sta prendendo una piega, anche perché ancora non si vedono all'orizzonte, non vediamo la luce del tunnel ancora. La luce in fondo al tunnel riguardo a questa guerra? No, io, premesso che questa è un'opinione squisitamente personale, ma io personalmente non vedo dietro l'angolo una soluzione a questo conflitto, e anzi temo che questo conflitto non verrà risolto in maniera, diciamo, con un accordo diplomatico. Cioè sarà il campo di battaglia a decidere le sorti della guerra. Sì. Si pensava che con l'arrivo di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, visto che Trump insomma aveva sbandierato e aveva fatto i suoi soliti proclami ad effetto anche in campagna elettorale più volte, si pensava e si auspicava che lui avrebbe potuto portare a una soluzione diplomatica, no? Di questa situazione. E invece così non è stato. Evidentemente la situazione poi si è dimostrata molto più complessa di quello che lui stesso si aspettava. Sì e no, nel senso che quando noi andiamo ad analizzare quelli che sono le parti in conflitto e quelli che sono gli interessi delle parti, non dobbiamo mai limitarci ad osservare le mosse o ascoltare le parole dei leader, perché i leader
negli Stati Uniti d'America, nella Federazione Russa, nella Repubblica Popolare Cinese, in Gambia, in qualsiasi paese al mondo, si trovano sempre al vertice di una piramide, però appunto sono l'ultimo elemento di una piramide di interessi. Sono i frontman che rappresentano gli interessi non solo di loro stessi, ma anche di tutto l'apparato che li sostiene. Esatto, delle strutture, dei conglomerati, esatto, i complessi militari industriali, le lobby che ci sono in tutti i paesi del mondo. Quindi arrivare a sbrogliare questa matassa, soprattutto in un caso come il conflitto russo-ucraino, laddove le matasse si sono ormai mescolate tra di loro e avvinghiate letteralmente, come in un match di wrestling o in un match di pugilato, di box, e diventa difficile. E anche quando, adesso non so se sia il caso di Trump perché io non ho grande fiducia in lui, ma anche quando un leader, uomo o donna che sia, particolarmente carismatico, avrebbe anche teoricamente la buona volontà di poi spesse volte implementare questo desiderio non risulta così semplice, perché sono gli apparati stessi a metterti i bastoni tra le ruote, o la tua controparte reputa che la prosecuzione del conflitto sia politicamente più utile rispetto alla pace. Politicamente ed economicamente anche, probabilmente. Perché poi non ci dimentichiamo che tutte le guerre alla fine hanno alle spalle delle motivazioni quasi esclusivamente economiche. Però insomma la pace sembravamo quasi a un passo dalla pace, no? Dopo che era stato annunciato questo incontro in Alaska. In realtà già in precedenza, già dopo un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, con gli accordi iniziati in Turchia, sembrava che fossimo a un passo, poi qualcosa si è rotto. Io non ho mai creduto nella pace, nel senso che, o meglio, prima che la guerra degenerasse, quindi prima del 24 febbraio 2022, esisteva forse la possibilità di giungere a una composizione accettabile della contesa, ma da quando la Russia ha, per tutta una serie di ragionamenti strategici che non stiamo qua a sviscerare, ma ha deciso di varcare il Rubicone e di invadere l'Ucraina per risolvere manum militari un conflitto che per il regime di Putin, ma anche per la Russia come sistema paese, era ormai diventato di fondamentale importanza, non negoziabile. A quel punto non c'ho più riposto speranze sul fatto che la cosa potesse o oggi si possa interrompere, se non fino alle sue diciamo estreme conseguenze, cioè la debellatio totale dell'Ucraina come sistema paese, perché è a quello che secondo me alla fine arriveremo. Infatti la domanda che volevo farti adesso era: secondo te allo stato attuale gli obiettivi di Putin quali sono adesso? Allora, l'obiettivo strategico è, come sostengono alcuni, arrivare ad Odessa, quindi chiudere anche la fascia meridionale, l'accesso al mare, bloccare l'accesso al mare dell'Ucraina, o cosa? Allora, quello è un passaggio. Secondo me l'obiettivo finale non solo di Putin ma della Russia è quello di cancellare l'Ucraina dalle mappe geografiche, perché come realtà politica, perché se anche l'Ucraina sopravvivesse in una forma ridotta, mutilata, essa continuerebbe a essere per la Russia
una fonte costante di problemi nel futuro. E l'unico modo che Putin ha per giustificare i costi che questa guerra hanno comportato fino ad oggi in termini di perdite umane, costi economico-finanziari, di credibilità politica e tutto il resto, e portare a casa un risultato che in qualche modo metta i russi in sicurezza per le generazioni future, come è stato alla fine della seconda guerra mondiale. Sì, non avrebbe senso aver fatto tutta questa fatica, diciamo tra virgolette, per poi continuare ad avere questa spina nel fianco anche nei decenni a venire. Esattamente, sì. Ecco, ma quindi annientare, diciamo, dal punto di vista politico, amministrativo e geografico l'Ucraina cosa significa? Arrivare a Kiev, installare, far cadere l'attuale governo, far scappare l'attuale governo e installarne un governo filorusso, o l'occupazione permanente militare del paese? E credo che la risposta sia la seconda opzione, perché se anche la Russia si accontentasse, tra virgolette, di operare un cambio di regime a Kiev, ma nel mentre appunto amputasse l'Ucraina di tutte le sue province orientali e anche di quelle meridionali, e quindi rendendola un paese senza sbocco al mare, l'Ucraina rimasta risulterebbe talmente povera, talmente menomata, talmente ai minimi termini, che l'unica cosa che potrebbe fare anche un governo filorusso sarebbe quello di tornare a bussare alla porta dell'Occidente per ottenere i finanziamenti e i crediti necessari alla ricostruzione. Quindi saremmo di nuovo punto a capo. Tornerebbe immancabilmente a ripresentarsi la stessa situazione che avevamo prima del 2022. Ecco, ma secondo te sarebbe verosimile che Putin, una volta liquidato l'affare Ucraina, si potesse dedicare anche al resto d'Europa? Secondo te è verosimile? Cioè, può aver credito chi sostiene che Putin potrebbe anche allargare il conflitto intanto ai paesi baltici e poi al resto d'Europa? Potrebbe avere davvero mire espansionistiche verso Occidente? Allora, se mi aveste fatto questa domanda all'inizio della guerra russo-ucraina, avrei detto di no. Adesso sto cominciando ad essere più possibilista, perché il processo di progressiva mobilitazione delle risorse demografiche, economiche del sistema Russia al servizio della guerra ha raggiunto un livello tale che la Russia, non ora, ma tra qualche anno, quindi tra il 2028 e il 2030, sarà comunque in possesso di una potenza di fuoco tale da poter contemplare ipoteticamente come opzione anche quella dell'uso della forza nel caso si trovasse in una situazione di scornarsi con l'Europa. Questo vuol dire che loro vogliono occupare tutta l'Europa fino a Lisbona? No, quello assolutamente no, perché comunque la Russia non ha a sua disposizione la forza demografica che aveva all'epoca dell'URSS, certo, o all'epoca dell'impero russo. Anche perché dopo aver conquistato dei territori li devi anche occupare e mantenere, voglio dire. E se ti trovi a dover occupare un territorio dove la popolazione è ostile, ti è ostile, cioè quante risorse umane, di quanti militari hai bisogno poi per controllare quel territorio? Esatto, e ecco perché l'occupazione dell'intero continente europeo da parte della Russia, no, quella la dobbiamo escludere a priori. Ma poi c'è da farsi anche un'altra domanda: che motivo avrebbe la Russia di invadere l'Occidente, visto che insomma sicuramente
il suo apparato militare, ora come ora e ancora di più fra qualche anno, sarebbe in grado di affrontare l'urto di una guerra contro la NATO. Ma che obiettivi, che motivi avrebbe per invadere l'Europa occidentale, visto che tutto sommato mi pare che a risorse la Russia non stia messa malissimo? Ma semmai il problema è demografico per quanto riguarda la Russia. Allora, diciamo che se noi andiamo indietro nel tempo e andiamo a guardare quella che è anche la storia della filosofia politica o della filosofia strategica degli ambienti pietroburghesi o moscoviti, a seconda di quale è stata la capitale del paese nel corso della storia, vediamo che andando a seguire quella che è una delle credenze popolari secondo la quale la Russia sarebbe la terza Roma, oppure Mosca sarebbe la terza Roma. Sì, Mosca, la Russia intera, come sarebbe o la terza Roma o la seconda Costantinopoli o la seconda Mongolia addirittura, sarebbe, tra virgolette, nel destino finale dei russi quello di riuscire a giungere a una unificazione prima delle genti slave e poi delle genti europee in generale. C'è questa questo vecchio, diciamo, afflato imperiale che loro, come ogni popolo con un passato imperiale, pensiamo anche alla stessa Cina o a quella che era la nostra Roma antica, la Persia, eccetera. Ma secondo te un leader moderno come Putin si fa ancora sedurre da queste ideologie? Perché effettivamente molti tra i nostri giornalisti sostengono che Putin vuole ricreare l'impero di Caterina la Grande, che avrebbe appunto queste mire espansionistiche motivate solo dal rendere nuovamente la Russia grande come quando era un impero, come quando era Unione Sovietica. Allora, la Russia non ha mai cessato di essere nell'animo e nell'identità profonda un impero, e la Russia non è mai stata uno stato nazionale come lo siamo diventati noi, come lo sono anche gli Stati Uniti d'America, che hanno un impero di influenza, un impero commerciale, però nella loro organizzazione, nel loro animo profondo sono un super stato nazionale. La Russia no, perché ha tutta una serie di caratteristiche interne che non ci permettono di identificarla come uno stato nazionale. La Russia è un impero classico, come lo era la Roma antica oppure la Persia. Detto questo, dobbiamo capire una cosa molto importante, che quando nel periodo tra l'89 e il 91 crollarono il patto di Varsavia, il comunismo, si sciolse l'Unione Sovietica stessa, la geopolitica territoriale russa ha fatto un salto indietro di 300 anni, perché se noi guardiamo alla mappa geografica della Federazione Russa di oggi, vediamo che essa ha dei confini che sono grosso modo comparabili, con le dovute differenze, con quelli dell'impero russo al momento dell'ascesa al trono di Pietro il Grande. Quindi la ritrazione dei confini geopolitici e geografici della Russia e del suo impero, della sua dimensione identitaria, ha fatto un grandissimo salto indietro. Questo i russi al tempo lo accettarono per bocca di Boris Yeltsin, colui che fu il primo presidente della Russia indipendente, perché gli era stato in qualche modo promesso il fatto che loro sarebbero diventati co-partecipanti della nuova fase della storia dell'Occidente. Infatti in quel periodo divennero membri del G8, si crearono tutta una serie di formati per la collaborazione, il dialogo tra la NATO e la Russia, eccetera eccetera eccetera. Sembrava a un certo punto che addirittura anche la Russia dovesse entrare nella NATO. Questo era stato proposto da Silvio Berlusconi nel corso della conferenza di pratica di mare del 2004,
forse. Vabbè, nei primi anni 2000. Le cose però poi sono deragliate per tutta una serie di ragioni e adesso, a torto o a ragione, la Russia come sistema paese, quindi non solamente Putin e il suo regime, il suo governo, l'elite al potere, ma il sistema paese nel suo complesso, si sente insicuro. Tendenzialmente, se noi andiamo a studiare quella che è la storia degli imperi, non ultimo anche la nostra Roma antica, quando gli imperi si sentono sotto attacco, proprio perché hanno anche una sorta di inconscia debolezza interna dovuta alla competizione perenne tra i centri di potere che ne animano la vita politica e la vita economica, allora questi attaccano e rispondono espandendosi. Che poi questo avvenga per una loro iniziativa o perché prima vengono attaccati o provocati, questo è un altro paio di maniche e va visto caso per caso, epoca storica per epoca storica. Però in questo momento i russi, fino a che non si sentiranno sicuri di nuovo in una posizione di forza e non di debolezza, loro non si fermeranno. Ma secondo te chi è stato che ha avuto la brillante idea a questo punto? Cioè, intendo dire, chi è stato non quale nazione, ma quale magari lobby, quale potentato, quale agglomerato di potere, non lo so, quello militare industriale o quale altro tipo ha avuto la brillante idea di andare a provocare l'orso russo fino a queste conseguenze? È difficile rispondere a questa domanda. Secondo me noi riusciremo a capire meglio la visione d'insieme rispetto a questa tematica dopo, quando gli storici avranno la possibilità di analizzare bene le carte e quindi ex post, ma in questo sperando che ci sia un dopo, perché stiamo parlando anche di una guerra che potrebbe degenerare non solo sul piano convenzionale ma anche su quello nucleare. Sì. O credi o ritieni che questa ipotesi alla fine non giovi a nessuno e che quindi poi nessuno concretamente la prenda in considerazione? Allora, escluderla a priori no, per il semplice fatto che le armi nucleari esistono, quindi non possiamo escludere a priori la cosa. Detto questo, la razionalità mi porta a dire che è un puro e semplice istinto di autoconservazione della specie umana, dovrebbe farci fermare prima che le cose degenerino oltre il livello di guardia, oltre ciò che è accettabile, però nessuno può prevedere il futuro. Per esempio Putin, durante un'intervista di qualche tempo fa a un giornalista americano, tra l'altro, se non ricordo male, quando questo giornalista gli disse sì, ma la guerra nucleare come estrema ratio, ma significherebbe la fine dell'umanità, e Putin rispose sì, ma a noi un'umanità senza la Russia non ci interessa. Sì, questa tematica lui l'ha tirata fuori più volte. La prima volta in assoluto credo che fu nel corso di un suo intervento non so se al Valdai Group oppure in uno dei forum economici di San Pietroburgo, però poi successivamente anche intervistato da Oliver Stone, credo anche da Tucker Carlson, ha tirato fuori questa cosa. Sì, io non lo so se si tratti di un bluff o no, e di sicuro i leader delle potenze nucleari, e con questo ci metto dentro la Federazione Russa senza dubbio, ma anche gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Francese, il Regno Unito, eccetera, la Cina, tutti i paesi che hanno un arsenale nucleare hanno dei piani appositi che devono scattare nel caso di.
nel caso che il giorno che nessuno vuole si presenti. In tal caso, se anche il leader X o il leader XY dovesse avere un momento di defiance, intervengono gli apparati. Cioè, interviene. Speriamo a questo punto speriamo che gli apparati intervengano. Solitamente scatenare una guerra nucleare non è cioè dovrebbe almeno non essere nelle mani solo di una persona, anche perché sennò basta che uno si svegli male alla mattina. No, certamente ci sono delle procedure che coinvolgono più persone, insomma. Sì, consolidate, che vengono studiate, riformulate decennio dopo decennio, da che l'era nucleare è iniziata, quindi dal 6 di agosto del 1945, Hiroshima. Però per il semplice fatto che al mondo esiste il potere esecutivo in ogni singolo paese al mondo, è naturale che in uno stato dotato di armi nucleari alla fine della scala gerarchica ci sia un dito che preme il bottone. Esatto, che questo dito sia il dito del presidente della Federazione Russa o del presidente degli Stati Uniti d'America o del primo ministro del Regno Unito, perché in Inghilterra a premere il pulsante è il primo ministro, non il re o la regina, e dipende dalla costituzione dei singoli paesi. Ecco, ci stiamo soffermando sulla guerra russo-ucraina, tralasciando l'altra in corso per un motivo ben preciso. Intanto anche perché personalmente non ritengo quello che sta succedendo a Gaza una guerra, né in senso convenzionale ma neanche in senso asimmetrico, perché a mio avviso è semplicemente una mattanza di un esercito contro dei civili. Però io volevo soffermarmi con te in particolare sulla guerra che è in corso a est, perché penso che potrebbe essere quella che ad avere i maggiori riflessi e non certo positivi sul nostro territorio, in virtù proprio del fatto che noi abbiamo qui vicino una tra le più importanti, forse la seconda per importanza, base NATO nel continente europeo. In realtà io non so se gli eventi del Medio Oriente possono avere un effetto veramente indolore su di noi, perché allora il rischio che noi abbiamo per via della presenza della base americana di Aviano e per il fatto che comunque l'Italia... Ecco, senza tanti giri di parole, è un rischio concreto secondo te? Allo stato attuale. Allora, è un rischio, ma credo sia un rischio minore rispetto a un'ipotetica degenerazione degli eventi in Medio Oriente. Mi spiego. I russi fisicamente non possono arrivare fino all'Italia perché prima dovrebbero passare attraverso tanti paesi che non li lascerebbero passare molto facilmente. Il rischio grosso per noi nel caso di degenerazione del conflitto russo-ucraino è un rischio di natura nucleare, perché i russi bombarderebbero la base di Aviano con armi nucleari. Però questo ci porta in uno scenario, quello della guerra nucleare, che speriamo sia più remoto rispetto ad altri scenari di crisi. Ma nel caso del Medio Oriente, nel caso il Medio Oriente si destrutturasse completamente e tale onda d'urto di destabilizzazione influenzasse anche il Nord Africa e i Balcani per il tramite della Turchia, noi dobbiamo ricordarci di una cosa, che mentre l'Ucraina è lontana e quindi è nel cerchio concentrico più lontano dei nostri interessi, il cerchio concentrico più vicino
va dai Balcani attraverso il Mediterraneo orientale fino in Nord Africa. Quindi i riflessi che la politica estera e la politica militare israeliana e quella della Turchia hanno potenzialmente su di noi, secondo me, sono più seri e vanno monitorati con maggiore attenzione rispetto al conflitto ucraino, che è sì più violento, miete più vittime, quello sì, però è un qualcosa che comunque è in qualche modo contenuto là, almeno per il momento. Ecco, ci dicono che non è detto che però le cose non possano cambiare, esatto. Dobbiamo tagliare, purtroppo io resterei qua tutto il pomeriggio a parlare di questi temi con Andrea Gaspardo, ma ti faccio un'ultima domanda. C'è stato un altro politologo famoso, Vittorio Emanuele Parsi, il quale sostiene che l'ho conosciuto personalmente. Sostiene che se crolla l'Ucraina, crolla il sistema occidentale. Tu cosa pensi a riguardo? Sì, però non lo so se quello che intende lui è lo stesso che penso io. Quindi bisognerebbe chiedergli esattamente che cosa intende. Io credo, da come l'ho capita io, lui sostiene che se la Russia vince e quindi dimostra di poter reggere l'urto di fronte alla NATO e all'Occidente, tutti i paesi del sud globale potrebbero vedere nella Russia e nella Cina un alleato in grado di difenderli anche manu militari, no? Militarmente, e quindi una motivazione in più per emanciparsi dall'Occidente. Probabilmente l'Occidente, perdendo le risorse del sud globale, andrebbe in crisi, prima economicamente e poi politicamente. Allora, se questa è l'interpretazione, non serve aspettare la fine della guerra russo-ucraina, perché è già in atto. Infatti l'Africa, per esempio, si sta emancipando, gli stati del subsahariani, per esempio, si stanno a catena con un effetto domino, si stanno emancipando per esempio dalla Francia. Sì, ma questa parte del ragionamento è già in atto, e possiamo però ipotizzare anche una cosa in più, che è una sconfitta dell'Occidente in Ucraina faccia in qualche modo porti a screditare completamente la visione, le capacità, il mito della NATO e dell'Unione Europea rispetto anche alle popolazioni del continente, per cui queste in qualche modo non si sentano più protette, imbrigliate nel sistema di alleanze che finora ha garantito lo status quo nel continente europeo. Già iniziamo a vederlo in Ungheria. Esatto, quindi potrebbe essere che non solo gli stati emergenti del sud globale, ma anche per esempio stati all'interno dell'Unione Europea, penso all'Ungheria, ma io penso anche alla Germania, potrebbero in qualche modo sentirsi liberati da questa alleanza, che era comunque anche un legame forte con gli Stati Uniti d'America fondamentalmente. Sì, in realtà la Germania in questo momento non sta brillando per iniziative, sembra quasi che i tedeschi abbiano adottato una strategia di tipo attendista, e quello che però noi vediamo è che paesi tipo la Polonia e l'Ungheria stessa, i nordici anche, stanno creando delle sorte di aree di influenza all'interno di quello che è il più ampio cappello, ombrello strategico americano. Però queste erano iniziative che in passato, quando gli Stati Uniti erano più forti, venivano fortemente scoraggiate da Washington. Anche i paesi più forti all'interno dell'Alleanza Atlantica, come la Francia o il Regno Unito, andavano a crearsi le loro sfere di influenza oltremare, non nel continente europeo. Già l'esistenza dell'asse franco-tedesco all'interno dell'Europa è sempre stato molto mal digerito dagli Stati Uniti, ma questo moltiplicarsi di centri di potere all'interno
della NATO, dell'Unione Europea, non è molto gradito nei centri decisionali a Washington. Bene, purtroppo dobbiamo chiudere. Ringrazio ancora Andrea Gaspardo, speriamo di avere ancora occasione per approfondire questi temi. Grazie a chi ci ha seguito e per il momento è tutto. Ciao.